È tempo di debutto anche per il campionato di promozione regionale. Il Girone B propone già dalla prima giornata lo scontro tra due squadre con sicure ambizioni di vertice. Amici sportivi, buon pomeriggio dal Chichito Chessa di Bonorva. Scendono in campo per la prima giornata Macomerese e Nuorese. Squadra in campo agli ordini del signor Luca Sanna della sezione di Sassari, sarà assistito nel compito da Andrea Nurra, sempre della sezione di Sassari, Luca Nuvoli della sezione di Alghero. Momento di sorteggio in mezzo al campo, ne approfittiamo per dare le formazioni iniziali di questa gara, partendo per dovere di ospitalità dalla Nuorese, che schiera con il numero 1 Ludovico Ruggio, numero 2 Inaxio Rivera, con numero 3 Silvio Pud, numero 4 Alessandro Steri, numero 5 Andrea Peana, numero 6 Leonel Manfredi, numero 7 Alessio De Murtas, numero 8 Franco Ruggeri, numero 9 Moro Tadeo, numero 10 Fabio Cocco, numero 11 Andrea Piredda, a disposizione di mister Luca Rosani, con il 12 Andrea Carta, 13 Lautaro Graff, 14 Simone Pitirra, 15 Pietro Brundu, 16 Augustin Passalenti, 17 Mauro Ruggeri, 18 Mattia Aru, 19 Daniel Animobono, 20 Marco Zola. Tanto vi diamo in seguito alla formazione della Macomerese, ci fermiamo anche noi per il minuto di silenzio. Minuto di silenzio in onore del Presidente Emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, scomparso nella giornata di ieri. Nuorese che batterà il calcio d'inizio, Nuorese in maglia bianca che attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Siamo in debito della formazione della Macomerese, che gioca in maglia nera con inserti celesti. Macomerese in campo con Trini, Bassanetti, Pisu, Soiano, Colombo, Barria, Fernandez, Camarà, Sissè, Lauria e Carrozzi. A disposizione di mister Pierluigi Scotto abbiamo Diana, Caria, Luiu, Bianco, Marras, Naket, Fadda, Secchi e Zirulia. Assistenti che vanno a prendere posizione nelle rispettive metà campo. Ancora qualche secondo e inizieranno le ostilità di questo incontro di cartello del campionato di promozione. Partiti con la Nuorese che manovra il primo pallone con Alessandro Steri che scarica subito a sinistra per Fabio Cocco, da Cocco all'indietro per Peana. Peana lancia lungo a cercare Piredda, inseguito da Colombo, pallone troppo lungo che finisce direttamente a fondo campo. Trini si avvicina alla sfera per andare a rimetterla in gioco. Dicevamo, incontro di cartello che oggi Directa Sport produce sulla pagina della Macomerese e su quella di Radio Nuoro Centrale, grazie anche al contributo di alcune aziende nuoresi che hanno contribuito appunto alla produzione dell'evento. Ricordiamo che siamo anche sui 101 di frequenza di Radio Nuoro Centrale, è possibile anche ascoltarci via radio mentre manovra il suo primo pallone della gara alla Macomerese con Colombo che gioca a sinistra su Pisu. Pisu tenta di servire Camarà, tra le linee si inserisce bene Ignacio Rivera, uno degli ultimi arrivi in casa nuorese, che va a operare la pressione su Matteo Trini, dall'anno scorso in forza alla Macomerese, un ex di turno, l'ex portiere tra gli altri anche di Montalbo Siniscola e Valledoria. Recupera la Nuorese con Leonel Manfredi che è una vecchia conoscenza, qui attenzione al passaggio di Peana che costringe Manfredi di fatto a buttare via la palla. Dicevamo Leo Manfredi, una vecchia conoscenza del Chichito Chessa, il campo che oggi ospita questa sfida, avendo militato
anche nel Bonorva. Qui Siri porta palla pressato da Taddei, quindi lo scarico su Amadou Camara che perde palla, lo recupera la Nuorese con Manfredi che gioca in orizzontale su Peana, pallone di ritorno dell'ex giocatore dell'Olbia che poi serve Manfredi, quindi Steri, da Steri ancora Peana, preso un po' in controtempo, tenta la pressione Carrozzi, Peana riesce a scaricare per Ignacio Rivera, fermato fallosamente, ha atteso qualche secondo l'arbitro per valutare un eventuale vantaggio, così non è stato e quindi calcio di punizione in favore della Nuorese. Dicevamo Ignacio Rivera, giocatore con trascorsi nel Calangianus, allenato all'epoca da Luca Rusani, uno degli ultimi volti di questa Nuorese insieme anche a Simone Pittirra che invece inizia dalla panchina. Si rialza Rivera, ha preso un colpo al petto, sembra comunque che non ci siano problemi di sorta, quindi riparte la Nuorese ancora dai due difensori centrali, si abbassa Alessandro Steri a ricevere questo pallone, da Steri ancora a Manfredi, lancio lungo di Manfredi a cercare Rivera, Rivera mette giù il pallone, fa fuori Pisu, mette al centro con il sinistro, pallone che scavalca sia Piredda che Moro Taddeu e finisce sul fondo dall'altra parte. Nuorese che prova a fare la partita in queste prime battute, siamo appena entrati nel quarto minuto di gioco. Con Trini che va a sistemare il pallone, gioca su Soiano, da Soiano al capitano Marcello Colombo, osserva il piazzamento di compagni Colombo, lancia lungo a cercare Carrozzi, l'anticipo di Rivera che pensa al lancio lungo, poi ferma il pallone, lo serve a Peana, Peana si libera molto bene dalla pressione di Sissé, quindi Steri che mette il pallone sulla sinistra dove c'è Manfredi, Manfredi sbaglia il passaggio che arriva in qualche modo a destinazione per Moro Taddeu, pressato da Colombo, calcio di punizione in favore della Nuorese con Cocco che va sul punto di battuta, vicino a lui De Murtas e anche Peana. Arrivano dalle retrovie i saltatori della Nuorese, Cocco gioca a destra su Rivera, stavolta la chiusura di Carrozzi è efficace, ma attenzione perché Rivera recupera palla, la mette al centro, Piredda se la lascia sfuggire, libera Fabio Lauria in una zona dove non ci sono maglie nere, pericolosa la Nuorese con Cocco che adesso gioca su Ruggiu. Cocco osserva il piazzamento dei compagni, servito Taddeu allo spazio per stoppare il pallone, stavolta è efficace a regolare la chiusura di Colombo, ma per un attimo la Nuorese aveva recuperato, attenzione a Trini sulla pressione di Taddeu, gioca su Chico Fernandez, maglia numero 14 della Macomerese, a questi a Soiano, Soiano sulla destra per Bassanetti, Bassanetti cerca Lauria che lascia scorrere per Sissé, il duello con Manfredi che gli tocca via il pallone, ma l'ultimo tocco è dell'attaccante della Macomerese, dunque la rimessa è per la Nuorese dal settore di sinistra con Pudu che gioca indietro su Manfredi che alza il pallone, attenzione perché qui c'è un assist involontario per Piredda, Piredda area di rigore, Piredda e la palla sul fondo. Ha fatto gridare al gol Andrea Piredda, questa era una grande occasione a tu per tu con Trini, la conclusione mancina di Piredda è finita sul fondo. Era già in piedi il pubblico di Nuoro per esultare, d'altronde l'occasione era davvero buona, un giocatore della Macomerese, se non andiamo errati dovrebbe trattarsi di Barria, ha messo in movimento Piredda che a tu per tu con Trini non è stato abbastanza freddo, ma grande occasione per la Nuorese al sesto minuto di gioco. Qui Piredda va in pressione su Bassanetti che non ha spazio per avanzare, gioca indietro su Soiano, da Soiano a Trini, osserva il piazzamento di compagno Matteo Trini e poi lancia in profondità nella zona di Sissé, l'anticipo pulito di Manfredi, quindi Steri, interviene ancora Soiano che gioca su Lauria, ancora Macomerese in possesso palla, si decide di giocare nuovamente su Trini all'indietro, Trini allarga su Colombo, Colombo in avanti a cercare Sissé,
altro duello con Manfredi, ancora il centrale argentino ad avere la meglio. Qui Ruggeri ha provato a prolungare per Cocco, da Cocco a Piredda, fermato fallosamente dall'intervento di Sogliano. Va subito a calmare gli animi il signor Luca Sanna della sezione di Sassari per un intervento piuttosto deciso del numero 17 della Macomerese. Calcio di punizione per la Nuorese, si va a prendere il pallone Cocco. Cocco prova direttamente dalla distanza, non si fa sorprendere Trini. Dimensioni del campo che favoriscono un po' anche questi tentativi balistici dalla distanza. Qui Cocco aveva provato a sorprendere i Trini, tiro centrale che non ha impensierito il portiere, che abbiamo detto anche prima è un ex di turno. Qui Camarà prova a far scorrere per Carrozzi, Rivera non si fida e mette il pallone in fallo laterale, rimessa per la Macomerese sul pallone Pisu che dialoga con Camarà. Le finte di Camarà che gioca all'indietro su Sogliano, Sogliano fa fuori Piredda, poi mette per Sissé, da Sissé a Carrozzi, il duello con Rivera, i giochi di gambe di Carrozzi che prova a guadagnare il fondo, non si fa sorprendere Rivera che però concede il primo calcio d'angolo alla Macomerese, minuti di gioco 9 nel corso del primo tempo, ancora 0-0 al Chichito Chessa tra Macomerese e Nuorese in questa gara che apre il campionato di promozione regionale. Non è soddisfatto del pallone Carrozzi, va a farselo cambiare per la battuta di questo calcio d'angolo. Si attende ancora un po' per questo primo tiro dalla bandierina per la Macomerese, che adesso prova a mettere il naso avanti dopo aver seriamente rischiato sull'azione capitata ad Andrea Piredda. Intanto il cross basso viene letto molto bene da Andrea Peana che non va per il sottile, mette il pallone in fallo laterale. La rimessa è per la Macomerese con Pisu che attende l'arrivo di un altro pallone. Pisu osserva il piazzamento dei compagni, palla per Camarà, ancora su Pisu, il duello con Ruggeri, poi interviene anche Cocco che mette il pallone in fallo laterale, altra rimessa per la Macomerese. Pisu, Camarà, ancora per Pisu, pressato da Ruggeri, Pisu riesce a far passare il pallone, ma arriva Rivera nuovamente a spazzare. Altra rimessa per la Macomerese che insiste sul binario di sinistra, adesso è stata un po' ricacciata indietro la squadra allenata da Pierluigi Scotto. Nuova stagione alla guida della squadra del Marghine per il tecnico sassarese. L'anno scorso un campionato di vertice culminato con il quarto posto finale, mancata forse un po' di continuità per poter ambire al salto di categoria, che resta comunque tra gli obiettivi della Macomerese. Perlomeno la Macomerese è sicuramente una delle squadre più indicate all'obiettivo in un campionato che presenta comunque una concorrenza importante. Intanto qui Taddeo prova a far proseguire per Cocco, chiuso da Bassanetti che però ha un'esitazione, interviene De Murtas che mette in movimento Cocco sul settore di sinistra, converge Cocco, pallone al centro, arriva il colpo di testa di Sogliano a pulire l'area, a mettere il pallone in fallo laterale dall'altra parte. Dicevamo campionato di promozione che è tornato nel suo format originario a 2 gironi, ben 18 squadre. Negli ultimi anni abbiamo visto una formula a 3 gironi da 14, quindi ben 8 partite in più in campionato, e livello che sicuramente si è alzato con il ritorno all'antico. In questo girone B tante le squadre accreditate alla vittoria finale. Abbiamo parlato della Macomerese, ma non possiamo non citare altre squadre che hanno creato dei roster importanti come l'Alghero, che si è dotato del centravanti per eccellenza qui nel calcio sardo come Giuseppe Meloni, ma costruendo un organico di prim'ordine. Stesso discorso si potrebbe fare per altre squadre come il Sennori e per lo Stintino, e anche per questa Nuorese
che è partita un po' in ritardo, si è tirato un po' per le lunghe per l'avvicendamento societario che ha portato al nuovo gruppo capitanato da Gianni Pittorre alla sua carica di 101 al comando dello storico club barbaricino. Nuorese che in fretta e furia ha costruito comunque un organico importante, impreziosito senza dubbio dal ritorno a casa di Emerson dopo 16 anni. Emerson, dopo una lunga carriera nei professionisti, ha deciso di tornare a Nuoro, che è un po' la sua casa. Intanto qua Steri ci prova al volo, cicca il pallone Steri che poi lo mette all'indietro per Manfredi. Manfredi in avanti in una zona dove non ci sono maglie bianche, lascia scorrere Sogliano che in questo modo permette a Bassanetti di tornare sul terreno di gioco. Dicevamo del ritorno di Emerson, tornato in quella che è stata la sua casa non solo calcistica. Da Nuoro sono partiti i suoi primi passi verso il professionismo, ma a Nuoro ha poi messo anche su famiglia e da qualche anno stabilmente è tornato a vivere nel capoluogo barbaricino. Ma intanto attenzione alla Macomerese con Carrozzi, però pescato in fuorigioco. Si riprende da un calcio di punizione per la Nuorese con Peana che scambia con Manfredi. Manfredi porta palla, prova a offrirgli il passaggio De Murtas, preferisce Steri che gioca con Cocco, quindi Peana. Rivera ancora per Peana. Peana in avanti a cercare di assecondare lo scatto di Cocco e in netto anticipo l'altro capitano Marcello Colombo, che ha buon gioco, riesce a fermare il numero 10 della Nuorese e a lanciare in avanti nella zona di Peana. Quindi Piredda, smorza di petto per Ruggeri, fuori gioco di Piredda, non è d'accordo il numero 11. Ma il fuorigioco era quello in precedenza. Dunque il calcio di punizione per la Nuorese, fuorigioco di Sisse. Un po' di confusione in campo, Manfredi gioca su Steri. Steri osserva il piazzamento dei compagni, attenzione alla pressione di Carrozzi e Sisse. Arriva Manfredi che sventaglia in avanti nella zona di Taddeu, anticipato da Sogliano, quindi Lauria stoppa il pallone per Chico Fernandez. Si trattava di Barria, intanto su Lauria invece l'intervento deciso di Puddu che poi pretende forse un po' troppo, arriva Sogliano ma la palla rimane lì. Puddu serve Cocco, il pallone di ritorno che non arriva per la deviazione di Sogliano, che poi allarga a sinistra dove c'è Pisu. Pisu all'indietro per Colombo, da Colombo a Sogliano, è alta la pressione dei giocatori della Nuorese. Sogliano mette il pallone fuori, ferma il gioco l'arbitro. C'è un giocatore della Nuorese a terra, si tratta del numero 3 Silvio Puddu, forse ha patito nei contrasti precedenti. Si rialza comunque l'esterno di difesa della Nuorese, il Nuorese che va a restituire il pallone. Taddeu che gioca su Trini. Sogliano, si abbassa Fernandez ma Sogliano gioca su Colombo. Colombo all'indietro per Trini. Trini ancora su Sogliano. Sogliano porta il pallone avanti, poi sventaglia sulla destra, sulla sinistra scusate, pallone intercettato ma Rivera lo butta via restituendolo a Trini. Ancora Macomerese in possesso palla con Fernandez. Fernandez apre nella zona di Lauria, anticipato da Puddu fallosamente secondo l'arbitro. Un po' di mestiere Fabio Lauria, ex giocatore tra le altre di Arezzo e Venezia, sicuramente uno degli uomini di maggiore esperienza di questa Macomerese. Pisu fa fuori Ruggeri, gioca su Camarà che si è allargato sulla sinistra. Camarà prova a cambiare gioco ma nel frattempo non era rimasto nessuno dall'altra parte, recupera la Nuorese solo per un attimo. C'è Barria che affronta Steri, gli tocca via il pallone, poi lo recupera De Murtas, efficace il raddoppio da De Murtas a Puddu. Puddu fa fuori Barria, non
Lauria, un po' di confusione, recupera la Macomerese con Lauria, servito Camarà, da Camarà a Pisu e in anticipo Rivera che fa rimbalzare il pallone sull'avversario, guadagna la rimessa laterale. C'è ancora Rivera che gioca all'indietro su Peana, Peana per Steri, quindi Rivera fa rimbalzare 2 volte il pallone su Camarà, la seconda è quella buona, altra rimessa per la Nuorese. Rivera lungolinea a cercare Piredda, pressato da Colombo, irregolarmente calcio di punizione per la Nuorese che guadagna qualche metro con Cocco sul pallone vicino a lui De Murtas. Cocco apre a sinistra per Puddu, lo stop di Puddu gioca su Taddeu, pallone che lo scavalca, attenzione perché Piredda aveva preso il tempo a Colombo. È arrivato il fischio dell'arbitro a segnalare un fallo probabilmente di Piredda, ma Macomerese un po' in confusione in questo caso, restituisce palla alla Nuorese con Colombo a duello con Ruggeri. Qui l'intervento falloso di Pisu che prende il primo cartellino giallo di partita per questo calcione rifilato a Franco Ruggeri. E dunque calcio di punizione per la Nuorese dal settore di destra, lo diciamo soprattutto a beneficio di chi ci segue sulle frequenze di Radio Nuoro Centrale. Arrivano i saltatori dalle retrovie, vediamo sia Peana che Manfredi a dare manforte alle torri dell'attacco, Moro Taddeu e Piredda. Tanto De Murtas si avvicina a Cocco sul punto di battuta per offrire una soluzione alternativa, ma adesso si allontana De Murtas. Si attende il fischio dell'arbitro, batte Cocco all'indietro per Steri, Steri ancora al centro, libera la difesa della Macomerese, spreca questa opportunità la Nuorese che è ancora in zona d'attacco con Camarà che contende il pallone a Fernandez che poi è costretto a mettere il pallone in out, rimessa ancora per la Nuorese. Rivera per Cocco, ancora Rivera, non passa Rivera, prova a ripartire la squadra di casa, tanto gioco fermo, si era fatto male Carrozzi, era stato toccato duro, gioco che è proseguito, all'arbitro serviva un altro fallo per fischiare il calcio di punizione. Macomerese che riparte da Lauria, cerchio di centrocampo, Lauria apre a sinistra dove ci sono 2 giocatori, c'è Pisu, c'è anche Carrozzi. Pisu sceglie di metterla al centro, Sissé non ha un buon controllo, la chiusura di De Murtas, quindi Fernandez ancora da Pisu, quindi Colombo prova a servire Carrozzi, in anticipo Rivera, quindi Piredda, stop a seguire di Piredda che dialoga con Taddeu, Piredda, i giochi di gambe, quindi Cocco a sinistra, prova a distendersi la Nuorese, c'è la segnalazione dell'assistente per un fuorigioco di Cocco, facciamo un po' di fatica a capirlo perché non c'è sembrato al di là della linea il capitano della Nuorese. Questa comunque è la decisione del signor Sanna. E calcio di punizione per la Macomerese, Macomerese che adesso manovra con Soiano, pressato da Piredda, Soiano gioca su Bassanetti, scusate su Fernandez che gioca adesso su Bassanetti, da Bassanetti a Barria che lascia scorrere per Lauria, Lauria affronta Steri, Lauria i giochi di gambe del numero 10 della Macomerese, quindi Bassanetti affrontato da Steri, deve arretrare Bassanetti, poi Fernandez gioca su Pisu, Pisu per Camarà, Camarà contro Rivera, Camarà prova ad accentrarsi, Camarà, il tiro di Camarà, Ruggio in 2 tempi, quindi Sissé non va al tiro ma c'è una segnalazione di fuorigioco, insicuro Ruggio in questa circostanza, ha fatto peggio comunque Sissé che anziché cercare la via della rete ha cercato un improbabile passaggio, ma comunque tutto fermo perché
stato segnalato un fuorigioco. Fernandez, Tadeu in pressione, quindi Colombo per Pisu che deve impegnarsi a tenere questo pallone in campo. Da Pisu in avanti a Carrozzi, prova a girarsi su Rivera, non ci riesce. Pulito l'intervento di Rivera, a servire Piredda, scavalcato dal pallone, quindi Sogliano alza un altro campanile. Il duello aereo tra Sissé e Steri, alla meglio il giocatore della Macomerese, quindi Lauria allarga sulla destra per Bassanetti. Bassanetti elude la pressione di Cocco, quindi ancora Macomerese. Sogliano per Fernandez, quindi Bassanetti inseguito da De Murtas, riesce, anzi no, a giocare su Barria, recupera la Nuorese con Ruggeri, da Ruggeri a Steri, quindi De Murtas, la sterzata di De Murtas che poi gioca all'indietro su Puddu, a Manfredi, servito Peana in avanti, passaggio complicato per Rivera, il pallone che finisce in out, la rimessa è per la Macomerese. Qui il fallo di Rivera su Carrozzi, guadagna qualche metro la Macomerese nella metacampo verde-azzurra. Pisu gioca all'indietro su Colombo, da Colombo a Carrozzi, altro duello con Rivera che rischia qualcosa e infatti l'arbitro arriva e assegna il calcio di punizione alla Macomerese, che ha guadagnato un'altra ventina di metri. Siamo sulla tre quarti sinistra, nel fronte d'attacco della squadra allenata da Pierluigi Scotto. Sul pallone Fernandez, ma si avvicina anche Fabio Lauria, viene avanti anche Colombo a dar manforte all'azione offensiva della Macomerese in questo calcio piazzato. Fernandez e Lauria sul pallone, va Lauria, la mette al centro, il colpo di testa di Colombo, palla sul fondo, non ci sono arrivati Sissé e Camarà, pareggia un po' il conto delle occasioni la Macomerese con questa azione della palla inattiva. Si fa vedere in avanti anche la squadra di Scotto dopo l'occasionissima capitata sui piedi di Piredda in avvio di gara, rischia qualcosa la Nuorese. Il colpo di testa di Colombo fuori misura stava per diventare un assist per Camarà e per Sissé, che sono arrivati in ritardo su questo pallone. Qui Peana dialoga con Manfredi dentro l'area di rigore, Manfredi lancia lungo a cercare Cocco, l'anticipo di Fernandez, interviene Ruggeri che tiene palla, Ruggeri gioca su Steri fa fuori Sissé, poi allarga a sinistra su Puddu, da Puddu all'indietro per Manfredi porta palla per qualche metro, poi gioca sulla sua sinistra dove c'è Puddu si accentra, allarga sulla destra dove c'è Rivera deve rincorrere questo pallone, troppo lungo. Era buona comunque l'idea di Puddu, che ha sbagliato il dosaggio di questo pallone. Camarà difende questo pallone, serve Pisu, da Pisu a Colombo, all'indietro per per Trini, da Trini a Sogliano per Fernandez, pressato da Cocco, rischia qualcosa Cico Fernandez, la rimessa è per la Nuorese. Eccesso di confidenza del numero 14 della Macomerese. Qui De Murtas, pressato da Barria, riesce ad andare via, De Murtas va via anche a un secondo avversario, De Murtas di suola, non si fa incantare Sogliano, che però deve concedere il calcio d'angolo. Gli applausi del pubblico arrivato da Nuoro per questa bella giocata di Alessio De Murtas. Calcio d'angolo sul pallone il capitano della Nuorese Fabio Cocco, gioca corto proprio su De Murtas, all'indietro per Steri allarga nella zona di Manfredi, colpo di testa, non è riuscito a dare precisione Leonel Manfredi, palla centrale, la blocca Trini, pericolosa comunque la Nuorese. Trini gioca corto per Sogliano, da Sogliano a Bassanetti, non c'è movimento e quindi si gioca ancora sulla terza linea. Qui Colombo
Colombo per Trini all'indietro, chiude bene gli spazi la Nuorese, ma Comerese un po' in difficoltà nel far partire l'azione. Soiano allarga anche le braccia un po' sconsolato, poi Colombo pressato da Piredda, deve giocare ancora all'indietro su Trini, ancora Soiano per Bassanetti, Bassanetti ancora per Soiano, quindi si torna da Trini per Colombo in avanti, interviene Rivera, quindi Ruggeri non ha un buon controllo, recupera Carrozzi, il duello con Ruggeri che riesce a toccare per Pisu per Camarà contende un pallone a un compagno, interviene bene De Murtas, altri giochi di gambe di De Murtas, si concede qualcosa dal punto di vista dello stile Alessio De Murtas, gioca all'indietro su Peana, da Peana a Steri che si abbassa sulla linea dei difensori, Steri, Manfredi verso Cocco, la chiusura di Lauria in fallo laterale, anzi si trattava ancora una volta di Mattia Barria. Cocco per Moro Taddeo, da Moro Taddeo a Piredda, ancora per Cocco, entra in area di rigore il capitano, Cocco cerca lo spazio per il tiro, lo trova, pallone centrale, non ci ha messo né potenza né precisione Fabio Cocco, sfuma questo attacco della Nuorese, ma attenzione perché il pallone è ancora buono per De Murtas per Cocco prova a fare fuori Barria, lo contiene bene, quindi l'intervento falloso di Sissé sul capitano della Nuorese, calcio di punizione in favore della squadra verde-azzurra, 29esimo in corso qui al Chichito Chessa di Bonorva, prima giornata di campionato, subito uno scontro tra due squadre molto ambiziose di questo girone B, qui il cross di Puddu sul secondo palo, Taddeu e c'è la rete, la Nuorese in vantaggio, ha segnato Piredda, anzi si trattava forse di Ruggeri, ha segnato Leonel Manfredi che era appostato sul secondo palo, Nuorese in vantaggio. Ha chiesto lumi Manfredi sulla posizione, non ha neanche esultato all'inizio, convinto di essere in fuorigioco, poi tutto regolare, Nuorese in vantaggio al Chichito Chessa, cambia il risultato alla mezz'ora. Grazie al gol di Leo Manfredi abbiamo avuto una prima impressione che fosse Piredda appostato sul secondo palo, poi l'abbiamo visto andare a esultare verso un compagno. Fernandez, qui l'intervento di Steri, recupera palla alla Nuorese che adesso prova a sfruttare il momento favorevole, c'è De Murtas, la sterzata, ha servito Cocco lo spazio per il tiro, Cocco attraversa, c'è Piredda sul pallone, non riesce a ribattere rete ma c'era il fuorigioco, Nuorese vicinissimo al raddoppio con Fabio Cocco. Poi Piredda in fuorigioco, qui sbaglia Fernandez, momento complicato per la Macomerese e Nuorese vicinissima al 2-0 nel giro di nemmeno un minuto dopo il gol di Manfredi che lancia in avanti a cercare Moro Taddeu, pallone che arriva a Piredda, lo protegge Piredda, arriva Fernandez in chiusura, quindi Bassanetti restituisce palla alla Nuorese con Cocco dialoga con Ruggeri, quindi viene chiuso il capitano dall'intervento di Soiano. Ancora Nuorese in avanti con Rivera. Taddeu, quindi Rivera contrastato da Sissé, gioca all'indietro su Leo Manfredi.
Steri, ancora Manfredi, quindi Steri, gioca ancora su Manfredi, la sterzata di Manfredi che rischia qualcosa, poi elude l'intervento di Carrozzi ma sbaglia il passaggio per Steri, può ripartire la Macomerese, Sissé perde l'attimo per servire Lauria, quindi Fernandez si va dall'altra parte dove c'è Pisu, Pisu la mette al centro, troppo centrale, palla comoda per Ludovico Ruggiu, blocca il pallone. Manfredi in avanti a cercare Moro Taddeo, anticipato dall'intervento di Colombo, quindi Fernandez prova adesso a prendere un po' di fiducia alla Macomerese, che ha passato davvero un brutto minuto tra il gol di Manfredi e la traversa colpita dalla distanza da Capitan Cocco. Il lancio in avanti a cercare Lauria, attenzione Lauria contro Manfredi, in anticipo Lauria la mette al centro, Carrozzi ha anticipato da Rivera ma poi ci prova Barria, tiro debole che non impensierisce Ludovico Ruggiu. Manfredi lancia a lungo a cercare Cocco, la posizione di Cocco è regolare, Soiano prova a contenerlo, quindi tiene palla il capitano della Nuorese, costretto ad arretrare, poi si appoggia su Puddu, tenta di servire De Murtas, interviene Barria e mette il pallone in out, rimessa per la Nuorese. Da Puddu a Cocco, prova a far fuori Barria, pallone che arriva a destinazione per Moro Taddeo, era in fuorigioco l'attaccante della Nuorese, quindi gioco fermo e calcio di punizione che verrà battuto da Trini. 34esimo in corso qui al Chichito Chessa, da qualche minuto è cambiato il parziale con il gol di Leonel Manfredi che ha portato avanti la Nuorese, un gol che ha preso in controtempo anche noi, abbiamo fatto un po' di fatica a riconoscere immediatamente il marcatore. Intanto Macomerese che tenta l'attacco, chiude tutto Puddu, c'è De Murtas sorpassato da Bassanetti che protegge l'uscita del pallone, rimessa in favore della squadra di Scotto. Bassanetti per Lauria, ha chiuso tutto De Murtas, altra rimessa con le mani dal settore di destra in favore della Macomerese. Steri lancia in avanti nella zona di Piredda, Piredda anticipato da Colombo, efficace l'intervento del capitano della Macomerese ma Piredda prova a tornare sul pallone, Bassanetti serve Barria, la pressione di Piredda è fallosa, non è convinto di questa decisione dell'arbitro il giovane classe 2002 rientrante quest'anno alla Nuorese dopo una parentesi al Taloro Gavoi. Lauria per Fernandez, attende l'inserimento a sinistra di Pisu, Pisu la mette al centro, mette fuori Peana in una zona dove non c'è nessuno, arriva Bassanetti dall'altra parte, mette il cross lungo per Camara, non per Moro Taddeo che in ripiegamento difensivo lancia in avanti subito a cercare Piredda, non riesce a controllare Piredda, chiude Fernandez che serve Colombo, da Colombo a Pisu, quindi Camara dietro per Marcello Colombo, in avanti per Sissé, lo controlla Rivera, Sissé riesce a proteggere palla, a servire Pisu, da Pisu a Camara, Camara all'indietro per Trini, gioca con calma Trini a cercare Soiano, Soiano in avanti per Camara, Fernandez dietro per Soiano, gioca sulla destra a cercare Lauria, anticipato, c'è Barria dietro di lui che anticipa Piredda, quindi Fernandez, ancora Lauria, spalle alla porta,
Pallone che arriva a Fernandez, entra in area di rigore Fernandez, il gioco di gambe di Fernandez, la chiusura di Ruggeri è provvidenziale. Era una buona occasione per Chico Fernandez, qui il duello fisico tra Camarà e Taddeo. Camarà riesce a scaricare su Pisu, Pisu fa fuori Ruggeri, la mette al centro, non si fa sorprendere Peana che in spaccata la mette fuori. Prova a prendere campo la Macomerese in questi ultimi 10 minuti scarsi di primo tempo. Macomerese sotto di un gol qui al Chichito Chessa, qui Taddeo libera l'aria senza andare troppo per il sottile, non ci sono maglie bianche in avanti, c'è Soiano che recupera la sfera e serve Bassanetti. Bassanetti per Lauria. Lauria affrontato da De Murtas, si accentra Lauria, apre dall'altra parte dove c'è Piso, attenzione, pericoloso intervento di Rivera che ci mette il braccio e con grande ingenuità concede il rigore alla Macomerese. Grande opportunità per la squadra di casa per tornare in parità, ha allargato il braccio in maniera decisamente sospetta Ignacio Rivera. Arbitro piazzato benissimo, certamente meglio di noi, ma l'impressione che fosse calcio di rigore piuttosto netta. E dunque opportunità dal dischetto per la Macomerese per impattare il match quando siamo al 39esimo minuto di gioco. L'ingenuità di Ignacio Rivera e calcio di rigore in favore della squadra di Pierluigi Scotto. Lauria ha tra le mani il pallone che andrà poi sistemato sul dischetto degli 11 metri. Davanti a Lauria Ludovico Ruggiu, arbitro che fa osservare la distanza ai giocatori della Nuorese che devono stare dietro il limite dell'area di rigore. Si attende il fischio del signor Sanna. Arriva il fischio. Fabio Lauria spiazza Ruggio e la Macomerese riporta il risultato in parità 1-1 al Chichito Chessa, con la Macomerese che trova il gol del pareggio dal dischetto con Fabio Lauria. Niente da fare per Ludovico Ruggiu, ingenuità grossa come una casa per Ignacio Rivera nel concedere con un fallo di mano piuttosto netto il calcio di rigore. Dunque tutto da rifare per la Nuorese, che sembrava davvero in un momento assai favorevole dopo il vantaggio realizzato da Leonel Manfredi. Ha avuto una grande occasione la squadra di Rusani per andare subito sul 2-0 con Fabio Cocco sfortunato, bloccato solo dalla traversa. Qui la sponda di Taddeo a cercare Piredda un po' in controtempo, recupera Trini dal limite dell'area di rigore, riparte la Macomerese con Pisu, Pisu gioca all'indietro per Colombo, quindi Camarà pressato da Franco Ruggeri, quindi ancora Colombo dietro per Trini. Superato intanto il 40esimo, siamo negli ultimi 5 minuti di gioco. Qui attenzione al colpo di testa di Carrozzi nella morsa dei centrali della Nuorese. Ha avuto la peggio Carrozzi che è rimasto a terra. Deve fermare il gioco l'arbitro. Un colpo in testa per il numero 7 della Macomerese. E come da regolamento in questi casi ci si deve fermare. Vediamo se viene richiamata l'attenzione dalla panchina della squadra che oggi gioca in casa. Così è. Speriamo non sia niente di grave per Niccolò Carrozzi. Si rialza il numero 7 della Macomerese. Vediamo se abbandonerà temporaneamente il terreno di gioco, così è.
Moro Taddeo restituisce palla alla Macomerese, si può riprendere per questi ultimi 3 minuti circa di primo tempo, salvo ovviamente il recupero. Trini lancia in avanti nella zona di Camarà, è affrontato da Steri, pallone che scavalca entrambi i giocatori, poi lo recupera Steri, lo mette per De Murtas, che involontariamente serve Barria, da Barria a Lauria. Lauria, pressato da Steri, riesce a scaricare su Camarà, si ferma Camarà rischiando anche qualcosa. Qui Lauria gioca su Chico Fernandez, da questi a Pisu, ha spazio per il cross. Pisu che invece cerca la conclusione mancina, palla alta sopra la traversa, sottolineata dagli applausi del pubblico giunto da Macomer. Ruggiu gioca corto su Peana, Peana lancia lungo nella zona di Piredda, anticipato da Soiano, quindi Barria per Fernandez, da Fernandez a Lauria, apertura ancora su Barria, chiude bene Manfredi e mette il pallone in fallo laterale. Rimessa Macomerese, qui Puddu va a chiudere su Fernandez che arriva in ritardo sul numero 3, non c'è fallo, si riparte ancora dall'out di destra con Bassanetti. Bassanetti cerca Sissé, anticipato da Steri, vediamo se Puddu riesce a evitare il calcio d'angolo, così è, concede un'altra rimessa alla Macomerese che guadagna qualche metro in zona d'attacco. Si fa vedere Carrozzi, viene ignorato da Bassanetti, invece serve Barria, fermato da De Murtas, prova ad avventurarsi in qualche gioco di gambe De Murtas, poi gioca all'indietro su Manfredi, lungo nella zona di Taddeu e in netto anticipo Colombo, ma poi non si fida della pressione dell'attaccante brasiliano della Nuorese e dunque stavolta la rimessa in zona d'attacco è per la squadra ospite, che si riversa nella metà campo avversaria. Quindi Taddeu prova a servire Cocco, non ha un buon controllo il capitano, palla che finisce in fallo laterale. Ancora Taddeu, pressato da Bassanetti, stavolta la rimessa è per la Macomerese. Non abbiamo visto segnalazioni di recupero, arbitro che potrebbe fischiare anche al 45esimo a questo punto. No, è arrivata adesso la segnalazione, ci saranno 2 minuti di recupero. Alla lunga verso l'area di rigore della Macomerese spazza via Soiano, quindi Puddu per Cocco, Cocco contrastato da Camarà, deve arretrare il capitano, toccato duro da Camarà, calcio di punizione in favore della Nuorese. Intervento duro e attenzione perché c'è Rusani che protesta, il signor Sanna va a redarguirlo. Pisu e Manfredi sono gli ammoniti ufficialmente sul taccuino. Manfredi è stato ammonito forse per un eccesso di esultanza dopo il gol che alla mezz'ora aveva portato in vantaggio la Nuorese, al 40esimo il pareggio su rigore di Fabio Lauria. Qui la battuta di Cocco verso il centro, non ci arriva nessuno, palla che arriva comoda tra le braccia di Trini. Andato via il primo dei 2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il signor Luca Sanna. Qui Colombo gioca in avanti per Camarà, lo stop di Camarà contrastato da Ruggeri e Rivera in tandem, recupera la Nuorese con Franco Ruggeri che gioca su Steri, da Steri a De Murtas, passaggio prevedibile intercettato da Soiano che prova a lanciare su Camarà. Camarà deve giocare all'indietro per Piso, all'indietro ancora su Marcello Colombo, Colombo all'indietro per Trini. Trini lancia in avanti nella zona di Sissé, l'intervento provvidenziale di Peana, quindi Steri contrastato da Lauria,
non c'è fallo e ancora Lauria deve giocare all'indietro su Bassanetti. Gli scambi dei giocatori della Macomerese, quindi Sissé, e su questo controllo di Sissé finisce il primo tempo. Squadra a riposo sull'1-1, avanti la Nuorese alla mezz'ora con il gol di Manfredi, pareggio della Macomerese al 40° su calcio di rigore con Lauria. Nuorese che non ha sfruttato il momento favorevole per prendere il largo. La Macomerese è riuscita a pareggiare su una grossa ingenuità dell'esterno destro della difesa verde e azzurra, che ha di fatto concesso il calcio di rigore con cui la Macomerese è riuscita a impattare. Ci fermiamo per un quarto d'ora circa e poi torneremo per il racconto del secondo tempo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulla modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu hai già fatto. 2, sì. Fate ricordo che la corsa è la zona di lavoro, le prime cadute sono proprio di ricerca della corsa. Eli! Oh, ripiedi, Cristian! Sì! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi vi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere.
io investo sulla rivista City and City. It's City and City, and I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi.
Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Linea di rigore basso da Palermo. Menez verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Doumbouya, ancora Doumbouya per la rovesciata che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi. Il Čekićak riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere Cascero. Il Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sua posizione Pilloni. Si va da Calarco. Solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non va, è una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Gli comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Bludis. Di Aramu, Calaresu, la viene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta! E l'1-0 di Yuri Senesi. Poi in linea di rigore Lupuppo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente ed eccola qua la festa e vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. Gol di Lionel Manfredi, la risposta della Macomerese con Fabio Lauria su calcio di rigore. Andiamo con un breve riepilogo delle formazioni, se le due squadre ce lo consentono. No, c'è un traversone di Steri direttamente da Trini. Andiamo con il riepilogo delle formazioni partendo dalla Macomerese che schiera Trini, Bassanetti, Pisu, Sogliano, Colombo, Barria, Fernandez, Camarà, Sisse, Lauria e Carrozzi. La risposta della Nuorese è affidata a Ruggio, Rivera, Puddu, Steri, Peana, Manfredi, De Murtas, Ruggeri, Moro Tadeu, Cocco e Piredda. Nuorese in maglia bianca, in questo secondo tempo la squadra di Luca Rusani attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, in nero con inserti bianco-celesti la Macomerese che adesso guadagna un interessante calcio di punizione a pochi metri dal vertice destro dell'area di rigore della Nuorese. Macomerese che è ripartita all'attacco, è stato un primo tempo che ha visto la Nuorese quasi in controllo, ha avuto subito una grande occasione con Piredda, Macomerese che ha risposto sugli sviluppi di una palla inattiva con Colombo. Alla mezz'ora i verdeazzurri hanno trovato il vantaggio con Lionel Manfredi che si è fatto trovare puntuale alla battuta sul secondo palo, poi Nuorese che un minuto dopo è andata anche vicino al raddoppio con Fabio Cocco che ha colpito la traversa con un grande tiro dalla distanza, e poi l'ingenuità di Rivera che con un fallo di mano ha regalato di fatto un calcio di rigore alla Macomerese al 40°, freddo e puntuale nella realizzazione Fabio Lauria che ha riportato in parità il punteggio. Qui il calcio di punizione, Colombo di testa, era in fuorigioco ma si era liberato bene il capitano della Macomerese. Subito pericolosa la squadra di Pierluigi Scotto, avevano un po' perso le marcature i giocatori della Nuorese. Palla comunque sul fondo ma si era alzata anche la bandierina e dunque si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Nuorese. Tanto viene sostituito il pallone, anche nel primo tempo c'è stato qualche problema, qui Peana lo consegna all'arbitro affinché provveda lui stesso a fare i controlli. Gioco che ancora non riprende, nel frattempo
Sono andati via i primi 3 minuti di questo secondo tempo. Sfida che apre il campionato di promozione, altro campionato che vedremo spesso sugli schermi di Directa Sport. Domani palinsesto piuttosto ricco tra eccellenza e promozione. Andremo a seguire con i servizi di diretta esclusiva le gare tra Ferrini e Calangianus e quella tra Ghilarza e Ossese per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Per quanto riguarda il campionato di promozione seguiremo il debutto del Tortolì sul campo del Gornos Fanatica e della Gialetto che a Nuraminis, che quest'anno è un po' la casa della squadra rosso-verde. La Gialetto riceverà l'Orrolese. Queste sono alcune delle produzioni di Directa Sport Live TV. Oggi siamo qui al Chichito Chessa in collaborazione con la Macomerese e Radio Nuoro Centrale. Seguiamo questo attacco della Nuorese. Rivera, il suo cross finisce direttamente sul fondo. Sfuma questo attacco della squadra verde-azzurra. Ricordiamo, a proposito di Radio Nuoro Centrale, che siamo in diretta anche sulle frequenze, sui 101 di Radio Nuoro Centrale. Tanto Camarà, Sissé, siamo nella metà campo della Nuorese. Sissé controlla questo pallone, lo scarica su Fernandez, dentro per Lauria, posizione regolare di Lauria, ma palla troppo lunga. Cenno d'intesa tra arbitro e assistente sulla posizione del numero 10. Qui Manfredi lancia in avanti a cercare Taddeo, il duello con Soiano, caricato da Taddeo, tutto regolare. C'è Puddu che si invola sulla sinistra, fermato. Taddeo prova a servire Cocco, pallone per Camarà, quindi Piredda la gira con il sinistro. Non era semplice questa giocata di Andrea Piredda, palla sul fondo. Nuorese che si fa vedere in avanti quando siamo al 6° minuto. Qui Soiano lancia in avanti in una zona dove non ci sono maglie nere. C'è Puddu che lancia in avanti, Colombo in anticipo su Piredda. Siamo già dall'altra parte con Manfredi pressato da Lauria, mette il pallone in avanti, intercettato da Fernandez, quindi l'intervento di Franco Ruggeri che mette a terra. Quindi Cocco lancia in avanti a metà strada tra Taddeo e Piredda, era lungo per entrambi, nessun problema per Trini. Giocate troppo frettolose in questo avvio di secondo tempo da una parte come dall'altra. Pisu pressato da Piredda, riesce a tenere il pallone, servito Colombo, attenzione alla pressione di Cocco. Colombo si disimpegna bene, anche con qualche brivido, sventaglia dall'altra parte dove c'è Lauria, inseguito da Puddu che protegge bene l'uscita del pallone. Bella giocata difensiva questa di Silvio Puddu che gioca all'indietro su Manfredi lancia in avanti per Cocco, l'anticipo di Colombo, arriva Ruggeri e in netto ritardo Marcello Colombo. Rosso per il capitano della Macomerese, intervento in netto ritardo quello di Marcello Colombo su Franco Ruggeri che aveva preso il tempo. Le proteste sono di Rusani nei confronti del guardaline, ha avuto qualcosa da dire il tecnico della Nuorese, ma diciamo che dal punto di vista disciplinare la squadra verde-azzurra ha ottenuto il massimo. Davvero in grave ritardo Marcello Colombo, nessun dubbio per il signor Sanna che è andato a sventolare il cartellino rosso. Episodio chiave della partita, siamo all'8° minuto con il risultato di 1-1, ma con la Nuorese che da adesso in poi potrà giocare con l'uomo in più. Tanto rimane a terra Ruggeri, si è reso necessario l'intervento dei sanitari dalla panchina della Nuorese. Si rialza adesso il numero 8, vediamo se lascerà temporaneamente il campo. No, resta in campo Franco Ruggeri, sicuramente con i postumi della botta subita. Gioco che riprende con il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per la Nuorese. Sul pallone Cesteri che gioca da Manfredi,
Manfredi pensa al lancio lungo, poi gioca ancora su Steri, da Steri a Peana che supera la linea di metà campo, Peana per Franco Ruggeri, quindi Cocco di tacco per Piredda, legge bene la situazione Sogliano, lancia in avanti in una zona dove non ci sono maglie nere, riparte la Nuorese con Manfredi che stavolta lancia lungo, c'è Cocco sul settore di destra, lo stop di petto di Cocco che riesce a tenere il pallone in campo, il cross con il sinistro sulla schiena di un giocatore della Macomerese, quindi Peana contrastato da Sissé, il fallo di Sissé, il calcio di punizione in favore della Nuorese che adesso prova a riversarsi in avanti. Steri, da Steri a De Murtas, De Murtas si accentra ancora per Steri, Manfredi apre su Cocco sulla destra, mette a terra il pallone Cocco, converge il capitano della Nuorese, si porta sul vertice col sinistro al centro, libera l'area Sogliano, prova ad alzare la pressione alla Nuorese, venne la rimessa dall'out di destra la squadra verde-azzurra, intanto prova a correre ai ripari mister Scotto, c'è il primo cambio per la Macomerese. Osserviamo anche noi la lavagnetta, esce Carrozzi con il numero 7, al suo posto con il numero 4 Edoardo Caria. Si priva di un esterno di centrocampo mister Scotto, con l'ingresso di Caria, probabilmente un difensore centrale per andare a sostituire Marcello Colombo, espulso qualche minuto fa. Intanto Peana gioca su Cocco, spalle alla porta Cocco, pressato da 3 giocatori della Macomerese che gli portano via il pallone. Camarà gioca all'indietro per Trini, il rinvio lungo di Trini a cercare Sissé, la chiusura di Manfredi in out, rimessa laterale in favore della Macomerese con Pisu che rallenta un po' le operazioni. Tanto Caria va a sistemarsi nella posizione di esterno destro di difesa con Bassanetti che si accentra a ricoprire la casella lasciata vuota da Colombo. Tanto il fallo di Sissé su Peana, discutono i 2 giocatori, discutono con l'arbitro. Sissé non è molto d'accordo con questo calcio di punizione assegnato dall'arbitro della Nuorese. Puddu gioca all'indietro su Manfredi, da Manfredi a Peana. Peana lancia in avanti verso Piredda, l'anticipo di Sogliano, quindi Fernandez prolunga su Sissé che si invola in solitaria, chiude Peana, quindi riparte la Nuorese con Puddu. De Murtas non controlla bene il numero 7 della Nuorese e concede la rimessa laterale alla Macomerese sul pallone Caria. Caria per Lauria di testa, l'ultimo tocco di Puddu, quindi nuova rimessa laterale in favore della Macomerese. Caria osserva il piazzamento dei compagni, cerca la gittata lunga verso l'area di rigore, pallone al centro, Barria lo prolunga, 15, prova Camarà di testa con un fallo il numero 20 della Macomerese che comunque non era riuscito a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta. Riparte dal settore di destra la Nuorese con Rivera che gioca all'indietro per Peana, da questi a Steri, da Steri a De Murtas, sale Puddu, De Murtas lo ignora e gioca ancora su Peana. Peana raggiunge la linea di metà campo, poi lancia in avanti nella zona di Rivera, anticipato, quindi Barria la butta in avanti in una zona dove non ci sono giocatori della Macomerese. Lascia scorrere oltre la linea di fondo Ruggiu,
che rimette adesso in gioco, si avvicina a Manfredi a ricevere, pallone per il numero 6, autore del gol del vantaggio provvisorio della Nuorese alla mezz'ora del primo tempo. Qui Piredda protegge il pallone da Sogliano, Sogliano alla meglio nel contrasto, subisce anche il fallo da Piredda, calcio di punizione in favore della Macomerese. Porta avanti i propri effettivi la squadra di Pierluigi Scotto, chiamata a gestire anche l'inferiorità numerica. Qui c'è un fallo ai danni di Peana, il calcio di punizione per la Nuorese. Perplesso Fabio Cocco, che aveva nel frattempo guadagnato la sfera, avrebbe forse preferito il vantaggio il capitano della Nuorese. Si riparte da Rivera che serve lungolinea proprio a Cocco, da Cocco a Piredda, Piredda fa proseguire per Rivera, troppo lungo questo pallone, chiude Barria, protegge l'uscita del pallone, tentato l'azione in verticale la Nuorese, ultimo passaggio leggermente fuori misura e palla nuovamente nelle disponibilità di Matteo Trini. Serve il piazzamento dei compagni Trini, poi rimette nella zona di Camarà, pallone che scavalca il numero 20, potrebbe diventare buono per Sissé, ma fa buona guardia Peana che mette il pallone in out. Ci sarà rimessa laterale in favore della Macomerese. Non se l'è sentita Peana di lasciar scorrere questo pallone, intanto altro cambio per la Macomerese, pronto a entrare il numero 18 Luca Secchi, esce Chico Fernandez con la maglia numero 14 e dentro Luca Secchi. È pronto un cambio anche per la Nuorese, diamo un giocatore verde-azzurro a bordo campo. Ingresso di Luca Secchi, vediamo invece per la Nuorese con il numero 15, no, il numero 15 della Macomerese lascia il campo, si tratta di Barria. C'è un altro cambio per la Macomerese con Francesco Bianco al posto di Mattia Barria e adesso si procederà forse anche al cambio per la Nuorese, in campo con il numero 17 Mauro Ruggeri, mi lascia il posto Andrea Piredda, numeri un po' piccoli quelli della lavagnetta della Nuorese, difficili da leggere, ma è Andrea Piredda il giocatore che ha lasciato il campo, per lui una grande occasione in avvio di partita. A suo posto Mauro Ruggeri, maglia numero 17. Camarà prova a girarsi su Rivera che stavolta le mani le tiene dietro la schiena per non prendere rischi. Qui Mauro Ruggeri non subisce fallo, attenzione perché c'è il tiro di Camarà, palla sull'incrocio, aspettavano il fischio dell'arbitro i giocatori della Nuorese, fischio che non è arrivato. Camarà si è messo in proprio e dalla lunghissima distanza è andato con il suo tiro ad accarezzare l'incrocio dei pali, brivido per la Nuorese. Macomerese vicino al gol al 17° minuto con Camarà, aveva quasi pescato il jolly da oltre 30 metri. Qui Franco Ruggeri contrastato da Camarà, calcio di punizione in favore della Nuorese. Qui attenzione perché arriva un provvedimento disciplinare all'indirizzo di mister Rusani. Cartellino giallo anche per l'allenatore della Nuorese che si è lamentato per questo intervento di Camarà ai danni di Franco Ruggeri. Peana gioca su Steri, ancora per Peana, porta palla l'ex centrale dell'Arzachene dell'Ubbia. Qui c'è il fallo di Sissé, calcio di punizione, protesta Peana. Che polemizza forse anche con mister Scotto.
calcio di punizione per la Nuorese. Sul pallone Fabio Cocco con i due Ruggeri, Taddeo e Manfredi al centro dell'area di rigore. La battuta di Cocco corta, a servire Rivera, ancora per Cocco, a spazio il capitano della Nuorese, ha tentato di servire tra le linee De Murtas, ha capito tutto Lauria, rimessa per la Nuorese con De Murtas che fa fuori un avversario, entra in area di rigore, finisce a terra, non c'è niente secondo l'arbitro, riparte la Mancomerese con Sissé, contrastato per un attimo da Mauro Ruggeri, poi pallone per Soiano che la mette direttamente fuori. Riparte la Nuorese con Steri, da Steri a Peana, Peana serve Leonel Manfredi, Uddu ancora indietro per Manfredi, pressato da Lauria, Peana gioca su Rivera per Steri, possesso palla della Nuorese, Manfredi in avanti a cercare Taddeo che con un pizzico di fortuna riesce comunque a servire De Murtas all'indietro per Manfredi, si difende a pieno organico la Mancomerese. Steri, quindi il pallone per Manfredi cerca Mauro Ruggeri, da Mauro Ruggeri l'intenzione era di servire Taddeo, pallone fuori misura ma ancora Nuorese con De Murtas che allarga a sinistra, troppo lunga per Puddu, rimessa laterale per la Mancomerese. Nuorese che fino a questo momento non è riuscita granché a sfruttare l'uomo in più, non si è praticamente mai resa pericolosa in questi ultimi minuti. Attenzione, qui è una serie di rimpalli, libera l'area Bassanetti, attenzione perché perde male il pallone Rivera, riparte la Mancomerese con Camarà, prova a prodursi in una solo Camarà, non abbocca Peana, riparte la Nuorese da Peana a Cocco lungolinea per Moro Taddeo, piscato in fuorigioco, si era presentato a tu per tu Contrini, il centravanti della Nuorese, le proteste del pubblico giunto a Bonorva, pallone in verticale di Cocco, aveva smarcato bene Taddeo, tutto fermo per la segnalazione dell'assistente che opera dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione. Riparte dunque la Mancomerese, avevamo appena detto che la Nuorese fino a questo momento non era mai riuscita a rendersi pericolosa da quando si è ritrovata in superiorità numerica, anzi è stata la Mancomerese in realtà ad andare vicina al gol con il tentativo dalla distanza di Camarà, con Ruggiu graziato dall'incrocio dei pali. Lascia il campo Camarà, e Mancomerese temporaneamente in 9, arbitro che ancora non autorizza l'ingresso di Camarà, e dunque Mancomerese che per qualche secondo ancora dovrà gestire addirittura una doppia inferiorità numerica. Qui Steri recupera il pallone, lo mette in movimento per Cocco apre per Mauro Ruggeri, il pallonetto di Mauro Ruggeri e la Nuorese torna in vantaggio. L'apertura di Cocco, Mauro Ruggeri si fa trovare puntuale, batte Trini in uscita, Nuorese che si riporta in vantaggio al 23esimo minuto della ripresa. Brutta palla persa dalla Mancomerese, ha recuperato bene Steri e poi Cocco è stato bravo ad alzare subito la testa e innescare l'attaccante con il numero 17, e sull'asse Cocco Ruggeri arriva il gol del 2-1 e adesso si fa davvero in salita per la Mancomerese, sotto di un gol e anche di un uomo. Intanto cambia le viste per la Nuorese e ancora una volta
lavagnetta di difficile interpretazione. Entra il numero 13 Lautaro Graf e a lasciare il posto dovrebbe essere Ignacio Rivera, che al netto della grave ingenuità che ha portato al rigore della Macomerese ha giocato una buona gara. Lautaro Graf va a sistemarsi in posizione di esterno sinistro con Silvio Puddu, che dunque passa dall'altra parte, e dunque al 23esimo della ripresa Nuorese che trova nuovamente il vantaggio con uno dei nuovi entrati, con Mauro Ruggeri, innescato da Fabio Cocco. Riparte adesso la Macomerese con Sissé che prova a girarsi su Puddu, prende bene la posizione Puddu, subisce il fallo dal numero 9 della squadra che oggi gioca in casa. Parte ancora la Nuorese, c'è De Murtas, cerchio di centrocampo, gioca indietro per Steri, da Steri a Peana, Puddu lancia in avanti dove c'è Cocco, ma c'è in anticipo un giocatore della Macomerese che stava per innescare Taddeu. Qui un contatto a centro area, si lamentano i giocatori della Nuorese, ma siamo già dall'altra parte con Manfredi che anticipa Sissé, quindi Steri, da Steri a De Murtas i suoi virtuosismi, poi lo scarico su Steri, da Steri a Lautaro Graf che tocca il suo primo pallone, quindi Manfredi gioca su Peana, ancora Steri all'indietro per Ruggiu, quindi Leo Manfredi prova a far salire la pressione la Macomerese con Lauria, attenzione al pallone indietro di Franco Ruggeri, a servire Steri, si fa scavalcare dal pallone Pisu, prova a intervenire Puddu, Pisu riesce a chiudere su Puddu ma non su Mauro Ruggeri che serve Cocco, a vuoto l'intervento di un giocatore della Macomerese, qui Cocco subisce il fallo dal numero 16 Alessio Luiu, e calcio di punizione per la Nuorese. La posizione è interessante, siamo a circa 30 metri, sulla palla ovviamente Fabio Cocco, lo specialista della squadra verde-azzurra, almeno per quanto ancora non può essere impiegato Emerson, che non ha bisogno di presentazioni, giocatore di livello internazionale, è arrivato fino alla Serie A, oggi ancora indisponibile. Il grande colpo di mercato della nuova Nuorese targata Gianni Pittorra, parte Cocco dalla distanza, tiro debole, nessun problema per Trini, dicevamo il biglietto da visita del nuovo corso verde-azzurro targato Gianni Pittorra, che guida questo progetto denominato la carica dei 101. Intanto torniamo in cronaca con la Macomerese che prova generosamente a buttarsi in avanti alla ricerca del pareggio. Macomerese sotto di un gol ma anche di un uomo per l'espulsione combinata al proprio capitano Marcello Colombo per un intervento in ritardo su Franco Ruggeri. Intanto Macomerese che prova a buttare questo pallone al centro dell'area, prova a prendere posizione Camarà, quindi Graf spazza via Moro Taddeu, la sua sponda non arriva a destinazione, c'è Lauria che gioca su Pisu, il tiro di Pisu, Ruggiu con i pugni, ma l'azione è ancora buona, Lauria fermato da Lautaro Graf, riparte la Nuorese con De Murtas che innesca Mauro Ruggeri, la chiusura di Alessio Luiu in fallo laterale a bloccare questo contropiede della Nuorese. Macomerese che comunque non molla nonostante l'inferiorità numerica e si rende nuovamente pericolosa con Pisu, il suo sinistro, ha impegnato Ludovico Ruggiu in un intervento non semplice. Qui Mauro Ruggeri viene fischiato un calcio di punizione probabilmente per un fallo di mano precedente di Moro Taddeu, anzi no, è rimessa laterale con Caria che gioca su Camarà, sbaglia la misura del passaggio Camarà che poi interviene regolarmente su Franco Ruggeri. Camarà, lo spazio per il sinistro, da dimenticare la conclusione di Camarà in questa circostanza, ha saputo fare di meglio il numero 20 della Macomerese che
va comunque in pressione su Puddu che rischia qualcosa nel difendere questo pallone, guadagna comunque il calcio di punizione alla Nuorese. Stiamo entrando nel 29esimo minuto di questo secondo tempo al Chichito Chessa di Bonorva, prima giornata del campionato di promozione girone B, avanti la Nuorese per 2-1 sulla Macomerese. Andiamo a fare un riepilogo dei gol alla mezz'ora del primo tempo, il vantaggio verde-azzurro con Leo Manfredi, il pareggio della Macomerese al 40esimo con Fabio Lauria su calcio di rigore e poi al 23esimo della ripresa il gol di Mauro Ruggeri su invito di Fabio Cocco per il 2-1 che al momento sta scrivendo lo score di questo match, quindi Graf per Moro Tadeu, la sponda nella terra di nessuno, anzi in quella di Camarà, che fa fuori Franco Ruggeri, interviene Mauro Ruggeri fallosamente secondo l'arbitro, calcio di punizione in favore della Macomerese con Soiano che lascia a Trini allarga a sinistra nella zona di Pisu, gli si fa incontro Franco Ruggeri, Pisi fermato fallosamente Pisu. E calcio di punizione in favore della Macomerese con Soiano sul punto di battuta, viene avanti qualche saltatore dalle retrovie, qui la battuta a cercare Camarà, l'anticipo di un giocatore della Nuorese, quindi Mauro Ruggeri prova a lanciarsi in contropiede insieme a De Murtas, preziosa la chiusura di Luiu che evita problemi seri alla difesa della Macomerese. Rimessa laterale in favore della Nuorese sul settore di sinistra con Lautaro Graf sul punto di battuta, da Graf all'indietro per Manfredi la manda in tribuna, non guadagna tanti metri la Nuorese in questo disimpegno, viene avanti la Macomerese con Caria, vede Camarà, prova a proteggere il pallone Camarà, servito nuovamente Caria, ancora per Camarà, pressato da Franco Ruggeri, Camarà prova a guadagnare il fondo, arriva anche De Murtas in raddoppio, Camarà non riesce a mettere il pallone al centro, finisce direttamente sul fondo. Ruggiu sistema il pallone, da Ruggiu ancora Manfredi, la pressione timida di Sissé, servito Graf sul settore di sinistra, Graf in avanti per Mauro Ruggeri, lo stop di petto, chiama il pallone Graf, viene ignorato da Mauro Ruggeri, lo serve in questo momento Graf sul settore di sinistra, entra in area di rigore, Graf al centro per Cocco e poi Tadeu la mette fuori, incredibile occasione per la Nuorese, la battuta di Cocco fuori misura, stava per diventare un assist per Moro Tadeu che non è riuscito a correggere la rete, spreca la Nuorese, c'è un altro cambio invece per la Macomerese, uscirà Sissé con il numero 9, Draman Sissé lascia il posto al numero 11 Enrico Zirulia. Si riparte da Trini che opta per la battuta lunga. Siamo al 32esimo minuto del secondo tempo qui al Chichito Chessa, avanti la Nuorese per 2-1. Pallone dalle parti di Steri che colpisce di testa, quindi Moro Tadeu protegge il pallone, prende posizione Caria, ma c'è un fallo di mano del giocatore brasiliano della Nuorese nel tentativo di proteggere questo pallone. E dunque calcio di punizione da posizione interessante per la Macomerese, sul pallone Fabio Lauria. Due giocatori in barriera per i verde-azzurri con De Murtas e Cocco. Lauria chiede il rispetto della distanza e lo ottiene, effettivamente i due giocatori della Nuorese sono un po' vicini, vediamo se Lauria cerca direttamente la porta, così è Ruggiu in due tempi, riesce comunque a bloccare la sfera il giovane portiere della Nuorese, classe 2006. Gioca su Manfredi in avanti verso Puddu, pallone fuori misura, si arrabbia Rusani che chiede una gestione del pallone diversa ai suoi giocatori.
Riparte la Macomerese dal settore di sinistra con Pisu. Pisu cerca Camarà, spalle alla porta, pressato da Ruggeri e anche da Cocco. Si libera bene Camarà, Camarà la mette al centro, Peana libera, quindi Mauro Ruggeri ancora su Camarà in pressione. L'ultimo a toccare è il giocatore della Macomerese e dunque altro rinvio da fondo campo per Ruggiu. Da Ruggiu a Peana, è alta la pressione dei giocatori della Macomerese, qui rischia qualcosa Peana, rischia qualcosa anche Steri, arriva ancora la Macomerese, ha rischiato tanto la Nuorese per l'intervento di Bianco che ha perso l'attimo della giocata, poi anche la Nuorese perde l'attimo in questo tentativo di ripartenza. Fa specie vedere due giocatori esperti come Peana e Steri incartarsi in questa maniera. Bianco forse non se l'aspettava e non è riuscito a battere a rete, poteva essere una buona occasione questa per la Macomerese. Qui Manfredi gioca all'indietro per Ruggiu, c'è la pressione di Zirulia, Ruggiu mette direttamente fuori. Ha perso qualcosa in sicurezza la Nuorese, intanto Lauria prova a guadagnare il fondo del campo, è chiuso da Lautaro Graff che concede però il calcio d'angolo alla Macomerese che si butta in avanti davvero con grande coraggio. Sicuramente incopiabile la prestazione della squadra di Pierluigi Scotto in questo debutto in campionato al cospetto di una grande squadra come la Nuorese. In inferiorità numerica, qui Lauria dalla bandierina, il pallone al centro, dall'altra parte non può arrivarci un giocatore della Macomerese appostato sul secondo palo, si tratta di Caria, palla che è finita direttamente sul fondo e intanto c'è un cambio per la Nuorese, è pronto a entrare Passalenti, vediamo chi lascerà il posto al giocatore argentino, non siamo riusciti a vederlo, intanto c'è stato un cambio anche nella Macomerese, è uscito Pisu e al suo posto dovrebbe essere entrato Nacket con il numero 19, ma lo vedremo meglio. Tanto Passalenti è ancora a bordo campo, Nuorese che non ha ancora effettuato il cambio, uscirà Moro Taddeo per lasciare spazio a Augustin Passalenti che si è presentato nel debutto stagionale sul campo dell'Ovoda con una doppietta. Centrocampista offensivo Augustin Passalenti. Tanto siamo un po' in debito del cambio della Macomerese, dovrebbe trattarsi del numero 19 Nacket. Tanto Passalenti tocca il suo primo pallone, viene contrastato proprio da Nacket, la rimessa è per la Nuorese. Se la prende Scotto per questa rimessa, pallone lungo per Mauro Ruggeri, ma il gioco è ancora fermo, c'è una sorta di controfallo, forse non aveva osservato la corretta posizione il giocatore della Nuorese. Qui intanto c'è un tentativo dalla distanza da parte di Secchi, qui il pallone lungo per Lauria, attenzione perché è buona questa palla per Lauria, è riuscito a stopparla, poi l'intervento di Manfredi a mettere il pallone in calcio d'angolo, soffre la Nuorese, Macomerese in avanti con grande generosità in questo finale di partita. Siamo al 37esimo minuto di gioco qui al Chichito Chessa, qui la battuta a rientrare di Lauria, esce Ruggiu con i pugni ma il pallone è ancora buono, Lauria lo rimette al centro, tenta l'acrobazia Nacket, libera la difesa della Nuorese, poi c'è il fallo di Bassanetti su Pudu che fa respirare letteralmente la squadra verde-azzurra in costante affanno in questi ultimi minuti di gara. 2-1 in favore della Nuorese, ma Macomerese che sta tutt'altro che demeritando in questa difficile ripresa giocata in 10 uomini per l'espulsione di Marcello Colombo. Qui Peana serve un pallone difficile a Pudu che riesce comunque ad addomesticarlo, in controtempo Cocco chiude bene Bassanetti, quindi Caria lancia lungo in avanti, c'è l'intervento di Steri, ancora Caria che gioca alla sua destra dove c'è Luiu, da Luiu in avanti a servire il numero 11 Zirulia, contrastato da Steri che gli porta via il pallone, ma ancora Macomerese che insiste con Bianco,
sbaglia l'apertura, troppo lunga sulla sinistra a cercare Nacket, la rimessa laterale è per la Nuorese, Macomerese in pressione, Nuorese che cerca di approfittare di ogni pausa per cercare di riprendere fiato e anche lucidità. Stanno mancando entrambe le cose alla squadra di Lusani in quest'ultima fase del match, viceversa invece la Macomerese ce la sta davvero mettendo tutta per cercare di rimettere in piedi un match che si è fatto davvero difficile. Intanto qui una serie di rimpalli favorisce ancora la Macomerese con Trini che lancia in avanti nella zona di Nacket, anticipato il numero 19 ex Bosa, riparte ancora la squadra di Scotto, fronte d'attacco settore di sinistra, Nacket scambia con Camara, pallone corto ma non fa meglio Passalenti, prova adesso a mettere ordine Ruggeri, servito nuovamente Passalenti in avanti per Mauro Ruggeri e in anticipo Sogliano che gioca all'indietro su Trini, da Trini in avanti a cercare di servire Nacket, la chiusura di Puddu, quindi Steri mette ordine, servito Passalenti affrontato da Sogliano che gli si mette davanti, lo chiude, guadagna il fallo e poi Passalenti cerca di ritardare la ripresa del gioco, rischia qualcosa il centrocampista argentino della Nuorese, mentre siamo al 40° minuto di gioco qui al Chiquito Chessa, con Trini che è uscito dai pali per battere questo calcio di punizione, Macomerese che adesso prova ad attaccare a pieno organico con Trini che sventaglia verso l'area di rigore avversaria, alla sponda di Nacket, Lauria deve impegnarsi a rincorrere questo pallone, rincorso da Steri, spalle alla porta Lauria, cerca un appoggio all'indietro per Nacket, toccato duro e c'è il calcio di punizione in favore della Macomerese, una buona opportunità per mettere un pallone al centro dell'area per la squadra allenata da Pierluigi Scotto, il solito Fabio Lauria sul pallone, Passalenti cerca di ritardare la ripresa del gioco, fischierà l'arbitro, comunque Nuorese che va a sistemare qualche giocatore in barriera, i soliti Cocco e De Murtas, Ruggiu va a sistemare i due giocatori Macomerese che porta dentro l'area di rigore ben 6 effettivi, vediamo cosa farà Lauria, la palla al centro, il colpo di testa di Sogliano, la palla è ancora lì, Caria non riesce a correggere, prova a liberare l'area Lautaro Graf, quindi Nacket su Mauro Ruggeri, commette fallo, Nacket può respirare la Nuorese, un po' di esperienza Mauro Ruggeri nel conquistarsi questo calcio di punizione che fa rifiatare la Nuorese. Si avvicina sul punto di battuta Lionel Manfredi, Lionel Manfredi osserva il piazzamento dei compagni, la battuta lunga a cercare Mauro Ruggeri che prova a prendere posizione, lo fa commettendo fallo, c'è anche un altro contrasto tra Caria e un giocatore della Nuorese, dovrebbe trattarsi di Lautaro Graf, arriva un cartellino giallo che dovrebbe essere stata assegnata a entrambi, anche se abbiamo visto sventolare soprattutto al giocatore della Macomerese, ma forse sono stati ammoniti entrambi. Manuel Taccuino per il direttore di gara, calcio di punizione per la Macomerese sul pallone Trini, tutta la Macomerese ovviamente in avanti nel tentativo di sfruttare questi ultimi minuti di gioco per riprendere questa partita che vede la Nuorese avanti per 2-1 qui al Chiquito Chessa in questa gara d'esordio del campionato di promozione. Va Trini, la battuta a cercare Nacket, la sponda di Nacket a cercare Zirulia, Peana protegge l'uscita di Ruggiu che in tutta sicurezza abbranca in presa come dicevano i telecronisti di un tempo e si appresta al rinvio. Tanto riparte la Nuorese da Puddu, il lancio lungo, pescato Cocco che prova di testa a servire Passalenti, pallone che non arriva a destinazione, recupera la Macomerese con il solito Nacket affrontato da Passalenti che subisce fallo, stavolta il calcio di punizione è per la squadra verde-azzurra con Cocco sul pallone. Anche Peana che gioca corto per Steri
Steri va via la pressione di un avversario, poi prova a servire sulla destra Puddu, pallone impegnativo che rimane in campo perché tocca la bandierina, attenzione a Cocco, servito Passalenti, area di rigore, ancora lo scarico, no, non c'è lo scarico su Cocco, Passalenti si mette in proprio e poi perde palla, la recupera Puddu che entra in area di rigore, Puddu tenta l'azione personale, lui l'ultimo a toccare sull'intervento di Soiano e si riparte da fondo campo con il solito Trini a rimettere in gioco, poco più di 1 minuto e mezzo al 90°, poi sarà recupero qui al Chiquito Chessa, il rinvio di Trini a cercare il solito Naked che tenta la sponda, viene anticipato, in questo caso Zirulia si accontenta della rimessa laterale, va Naked sul punto di battuta, quindi da Naked a Caria, l'intervento difensivo efficace di Puddu dalle parti di Cocco che prova a lanciarsi in contropiede, legge bene la situazione Bassanetti, Cocco dalla linea laterale serve De Murtas, quindi Passalenti ancora per Cocco, adesso ha un po' di spazio la nuorese, Cocco porta il pallone sulla bandierina, prova a mettersi in proprio, si allunga troppo il pallone il capitano, palla a fondo campo è rimessa per Trini, ultimo minuto in corso qui al Chiquito Chessa e Nuorese che sta preparando un altro cambio, Pitirra si è tolto la pettorina e potrebbe entrare in campo in questi ultimi minuti, qui il colpo di testa di Franco Ruggeri, se non andiamo errati, a mettere il pallone in fallo laterale, si porta ancora in avanti la Macomerese con Bianco, tenterà la gittata lunga Bianco, al centro dell'area ci sono Naked e Camara, il pallone proprio per Camara, la palla attraversa tutta l'area di rigore, Fabio Lauria, davvero una pace, la mette alle spalle di Lugiu, la Macomerese dopo tanto sforzo trova il pareggio ed è ancora Fabio Lauria di testa, pallone che ha danzato troppo pericolosamente nell'area piccola della Nuorese, altra sbavatura difensiva ed è bravo Lauria ad approfittarne e di testa a mettere alle spalle di Lugiu, trova il pari la Macomerese al 90° minuto. Ed è un gol sostanzialmente cercato e voluto questo dalla squadra di Pierluigi Scotto, che nonostante l'inferiorità numerica ha giocato con grande personalità. Qui va a terra Mauro Ruggeri, calcio di punizione in favore della Nuorese che adesso ha tutta la necessità di velocizzare le operazioni di gioco. Non abbiamo visto la segnalazione del recupero ma ci siamo già dentro con Cocco che apre sulla destra, Puddu prova a liberarsi di un avversario, non riesce però a girarsi su Zirulia che mette il pallone in fallo laterale, rimessa per la Nuorese, quindi Passalenti, Soiano in chiusura, ancora Passalenti riesce a tenere in qualche modo il pallone ma riesce a liberare l'area la Macomerese. Servito Graf per De Murtas, pallone fuori misura che finisce in out, rimessa in favore della Nuorese, qui polemiche tra Graf e Caria, rimessa in favore della squadra di casa dall'out di destra. Caria qui in anticipo Manfredi, Franco Ruggeri non riesce a metterla giù, non ce la fa neanche Camara, quindi Passalenti la mette in avanti, Bassanetto libera l'area ancora su Passalenti, sbaglia nello stop ma riesce a servire Mauro Ruggeri, attenzione, calcio di punizione per la Nuorese, aveva preso bene il tempo Mauro Ruggeri e ha guadagnato questo calcio di punizione nei pressi della linea dei 16 metri del limite dell'area di rigore, occasione per la Nuorese quando siamo entrati nel 48° minuto di gioco sul pallone Cocco e Peana, dovrebbe essere il capitano l'incaricato alla battuta. Trini va a sistemare una barriera di 4 uomini, ci prova la Nuorese dunque nel finale, Nuorese che ha avuto forse un atteggiamento troppo passivo nel gestire il vantaggio e in superiorità numerica e la Macomerese ha saputo approfittare della seconda incertezza di giornata della difesa verde-azzurra per
trovare per la seconda volta il gol del pareggio. Va Cocco dalla distanza, Trini si accartoccia e blocca il pallone, non ci ha messo né potenza né precisione il capitano della Nuorese, sfuma questa possibilità per la squadra di Luca Rusani. Mette a terra il pallone Trini, proprio Cocco accenna una pressione, mette in avanti, c'è Nacket, duello aereo con Pud, poi un altro duello aereo tra Franco Ruggeri e Camaralla, recupera la Macomerese, Nacket prova a far passare questo pallone che non passa, qui Ruggeri, servito Cocco, la posizione regolare, da Cocco a Ruggeri, attenzione Ruggeri, area di rigore, si allarga Ruggeri, la mette al centro, Trini chiude tutto e mette in calcio d'angolo. Finale rabbioso della Nuorese che cerca nuovamente il gol del vantaggio. Qui Cocco, servito Passalenti, area di rigore, finisce a terra, l'arbitro fa ampi cenni che si può proseguire, ancora Nuorese in avanti, Pudu centralmente, non passa ma c'è un altro calcio di punizione per l'intervento falloso di Caria e arriva il secondo cartellino rosso di giornata per la Macomerese. Finale nervoso, finale palpitante, secondo giallo per Caria. Espulsione che lascia la Macomerese in 9 uomini, Macomerese che a questo punto deve difendersi stoicamente dagli ultimi attacchi della Nuorese. C'è questo nuovo tentativo su calcio di punizione, siamo a poco più di 20 metri, posizione centrale, lo diciamo a beneficio di chi ci segue sui 101 di Radio Nuoro Centrale, per tutti gli altri siamo in video sulla pagina della Macomerese, sulla pagina di Radio Macomerese, sulla pagina ovviamente di Radio Nuoro Centrale che ringraziamo per la produzione di questa gara. Dobbiamo ringraziare ovviamente anche le aziende nuoresi che hanno contribuito alla realizzazione di questa produzione di Directa Sport. Intanto Fabio Cocco sul punto di battuta, Cetrini che ha sistemato la barriera, va Cocco, stavolta è alto sopra la traversa, il tentativo del capitano della Nuorese, c'è un giocatore della Macomerese a terra. Intanto dopo la battuta di questo calcio di punizione probabili crampi per il numero 17 Sogliano, gioco che ancora non riprende. La battuta di Trini, palla in avanti a cercare Zirulia, qui attenzione perché lo stop di petto di Manfredi regala nuovamente palla alla Macomerese, qui Bianco entra in area di rigore, Bianco, pallone sul primo palo, palla fuori e ci sarà calcio d'angolo, Macomerese che non molla e che addirittura cerca di conquistare l'intera posta in palio nonostante l'inferiorità numerica, aveva provato a sorprendere Luggiu sul primo palo Bianco. Evidentemente c'è stata una deviazione del portiere della Nuorese, calcio d'angolo in favore della Macomerese, qui batterà corto con ogni probabilità la squadra di casa con Lauria e Camarà che giocano nei pressi della bandierina, qui recupera il pallone Passalenti, la rimessa è per la Nuorese, Passalenti gioca su Steri, qualche problema a controllare questo pallone, alza il campanile Steri, quindi c'è Bianco che tocca il pallone, Nacket, il pallone lungo da parte di Franco Ruggeri a servire Cocco, c'è la chiusura di Sogliano e arriva il triplice fischio che chiude la gara del Chichito Chessa, un punto per parte nell'esordio in questo campionato tra Macomerese e Nuorese, finisce 2-2 la doppia rimonta dei ragazzi di Pierluigi Scotto, c'è stato il vantaggio della Nuorese alla mezz'ora del primo tempo con Manfredi, il pareggio firmato Fabio Lauria su calcio di rigore al 40esimo, nella ripresa al 23esimo la Nuorese in superiorità numerica trova il vantaggio con Mauro Ruggeri e poi il pareggio di Lauria al 90esimo per la Macomerese, Macomerese che sicuramente può essere più soddisfatta per questo pareggio, per come si erano messe le cose, da rivedere invece l'atteggiamento della Nuorese, soprattutto dopo che la squadra verde-azzurra aveva trovato il nuovo vantaggio. Noi siamo in chiusura, ringraziamo nuovamente la Macomerese Calcio e Radio Nuoro Centrale e le aziende nuoresi per questa produzione, ringrazio anche Chico Piu per la collaborazione alle immagini, Mauro Farris per la regia. Vi rimandiamo
appunto alle produzioni di Directa Sport di domani con il campionato di eccellenza e quello di promozione che ormai sono entrati nel vivo. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.